Ben ritrovati dalla redazione. Una rapina si è consumata in pieno pomeriggio ieri in via Pietà a Trieste, vicino all'ospedale Maggiore. L'episodio è avvenuto intorno alle 16:30 all'incrocio con via Cavalli. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, una donna sulla settantina è stata minacciata con un coltello da un malvivente che le ha poi strappato di dosso la borsa. L'uomo si è poi dato alla fuga e la signora è stata accorsa da alcuni passanti che l'hanno trovata a terra, probabilmente spinta dallo stesso aggressore. Sul posto la Polizia di Stato e l'ambulanza del 118. La vittima non avrebbe riportato gravi ferite, la sua borsa è stata trovata a terra poco lontano, ma mancava parte del contenuto. Sempre secondo le prime ricostruzioni pare che il rapinatore fosse un uomo tra i 20 e i 30 anni, verosimilmente di nazionalità italiana. Quasi contemporaneamente, poco lontano, un altro episodio di violenza meno grave, una lite tra due persone tra Piazza Garibaldi e via Raffineria. I due hanno iniziato a picchiarsi, ma la lite sarebbe stata sedata poco dopo dalla polizia locale intervenuta sul posto. Ha perso il controllo del veicolo, uscito di strada e ha fatto un volo di 15 metri, ma è miracolosamente salvo. Il protagonista è un anziano conducente che percorreva la strada comunale Preone-Pozzis nel territorio comunale di Preone quando è uscito autonomamente di strada. Dopo la rovinosa caduta il veicolo si è fermato alla base della scarpata adiacente alla strada, con la parte posteriore accartocciata al pari di una lattina. L'uomo non solo è riuscito a uscirne senza alcun aiuto, ma è risalito e ha camminato per 2 chilometri sulla carreggiata fino a fermare un veicolo di passaggio chiedendo soccorso. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha esaminato l'autista e i vigili del fuoco di Tolmezzo che si sono calati con manovre di corda e hanno messo in sicurezza il veicolo. L'uomo non sarebbe grave. Il risultato è evidente: dopo 5 anni di interruzione una manifestazione ripartita con grande slancio. Si registra una notevole presenza di pubblico, numerosi gazebo e stand, oltre al coinvolgimento di molte realtà locali e dell'intera Carnia. Tutti hanno voluto offrire il proprio contributo per regalare ai numerosi turisti che affollano Sappada in questo weekend un'atmosfera autentica di festa. Lo ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti a Sappada in occasione dell'iniziativa Borgate in Festa, appuntamento che si protrae anche nella giornata odierna. L'evento, realizzato dalla Proloco di Sappada e dal gruppo Borgate in Festa con il supporto di Promoturismo FVG, di Umpli FVG e del Comune, mette al centro natura, tradizioni, cultura e gastronomia locale. Trieste, dell'ex ristorante Pizzeria La Maddalena non è rimasta nemmeno l'insegna. Per anni l'unica traccia di un passato sempre più minacciato dal degrado, ma questa volta la perdita è un segnale positivo perché il fatiscente palazzo all'incrocio tra via Molino a Vento, via Costalunga e strada di Fiume sta per essere interamente demolito, facendo spazio ad un complesso residenziale da una 60 di appartamenti. La svolta, preannunciata negli ultimi giorni dagli striscioni pubblicitari lungo la strada e dai primi operai al lavoro, è resa possibile dalla vendita dell'immobile acquisito dalla coppia di imprenditori Schiavone e Settimo per un affare che in tutto vale circa 16 milioni di euro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo in prevalenza variabile su pianura e costa, nuvoloso sulla zona montana, possibili rovesci temporali sparsi localmente anche forti, specie tra la pianura e la fascia prealpina. Dal pomeriggio rovesci di temporali sparsi più probabili in montagna e sulla pianura. Sulla costa vento moderato da sud, temperature minime in pianura fra 15 e 18 e sulla costa fra 17 e 20, le massime in pianura fra 26 e 29 gradi, sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni
a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.